Guarda quei fanti che arrivano, i fanti. Un nonno con il nipotino, il passato ed il futuro che onorano con la loro presenza chi ha dato la vita per un mondo migliore. L'immagine più semplice, ma che meglio sintetizza il senso della cerimonia che ha portato al Sacrario di Fagarè altri 5 soldati caduti nella Grande Guerra. Giovanni Buosi, Luigi Moro, Giovanni Romanello, Pietro Vido, insieme al capitano Umberto Buosi, hanno lasciato il pavimento della chiesa di Pero per riunirsi con gli altri 10.000 soldati ricordati nel mausoleo lungo la riva del Piave. Un percorso iniziato proprio dalla Chiesa che li ha accolti per oltre un secolo, con la celebrazione religiosa per le 5 casse coperte dal tricolore. Per rendere omaggio a dei giovani caduti nell'adempimento del loro dovere, nell'intento di donare alla loro e nostra terra libertà e pace. E nonostante sia passato un secolo dalla loro scomparsa sul Carso come nell'ospedale militare allestito a Castelfranco, a onorarli c'erano le loro comunità di Breda, San Biagio, Maserata, ma anche l'intera Marca Trevigiana e il Veneto, con vessili e rappresentanti di associazioni d'arma. Il nostro amico. La preghiera nel canto degli alpini ha salutato l'uscita delle urne dalla chiesa che infine sono entrate, accompagnate dall'inno del Piave, nell'ala destra del sacrario, dove rimarranno futura memoria, quella di un bambino e i ricordi del nonno e della sua comunità.